Ciao a tutti, ben ritrovati con Maria in Cucina. Oggi andremo a preparare dei muffin salati, perfetti per degli aperitivi veloci con gli amici, ottimi e veloci da preparare con degli ingredienti molto semplici e recuperabili in ogni momento. Bene, andiamo a vedere ora che cosa ci serve per preparare questi muffin. Elemento principale, le uova, 3 uova belle fresche. Poi ci servono 150 g di farina, 100 g di parmigiano, 150 g di pancetta tagliata a cubetti, dell'olio 75 g, una bustina di lievito per dolci, dell'erba cipollina e 100 ml di latte. Immancabili, assolutamente, pepe e sale. Andiamo a cominciare. Come vi dicevo, elemento principale di questa ricetta, le uova. Dobbiamo andare a sbattere le uova con lo sbattitore elettrico. Per poter ottenere delle belle uova montate e spumose è importante che siano a temperatura ambiente, quindi non prendiamo le uova subito dal frigo e le utilizziamo, ma magari un'oretta, 2 orette prima o anche la sera prima le prepariamo già fuori così che raggiungono la temperatura ambiente. Rompiamo le uova nella ciotola. Per aiutare le uova a montare bene andiamo ad aggiungere un pizzico di sale. Il sale aiuta appunto le uova a diventare belle spumose e andiamo a sbattere le uova. Prima ad una velocità media. Aumentiamo poi gradualmente fino a raggiungere la velocità massima. Andiamo a cucinare la pancetta fintanto che aspettiamo che si preparino le uova. In questo caso utilizziamo della pancetta affumicata tagliata a cubetti. La andiamo un attimo a saltare in padella, abbiamo già scaldato per bene la padella e la facciamo saltare qualche minuto. Nel caso in cui ci fosse poco tempo, fosse necessario fare le cose un po' più velocemente, si può saltare questo passaggio della rosolatura utilizzando la pancetta quella quadrata. Spegniamo lo sbattitore elettrico, le nostre uova sono pronte, togliamo la pancetta dal fuoco che si è ben rosolata, la lasciamo raffreddare per un istante. Andiamo ora ad incorporare gli ingredienti che mancano. Lo facciamo con un cucchiaio di legno, mescolando dal basso verso l'alto per fare in modo che le uova si smontino il meno possibile. Cominciamo con la farina, aggiungiamo un po' di farina e con il cucchiaio andiamo a mescolare. Gradatamente aggiungiamo tutta la farina, più o meno in 4 volte. Come potete notare, utilizzando il cucchiaio di legno e mescolando in questo modo, le uova tendono a mantenere la loro spumosità. Andiamo ad aggiungere il lievito. Per ammorbidire l'impasto andiamo ad aggiungere l'olio. In questo caso l'olio rappresenta la parte grassa, diciamo, della nostra ricetta. Va a sostituire il burro. Infine aggiungiamo un goccio di latte. Una volta aggiunta la farina, il lievito, l'olio e il latte, il composto che ci risulta è questo. Per renderlo più omogeneo, per amalgamare meglio gli ingredienti, lo andiamo a sbattere per qualche minuto con lo sbattitore. Bastano davvero pochi minuti. Ecco il composto che otteniamo. Andiamo ora ad aggiungere il formaggio grana, l'erba cipollina e la pancetta, che sono gli ingredienti che daranno il sapore decisivo ai nostri muffin salati. Partiamo dal formaggio grana. Lo aggiungiamo pure in un solo colpo e sempre aiutandoci con il cucchiaio di legno lo incorporiamo. Successivamente aggiungiamo l'erba cipollina. L'erba cipollina, raccolta stamattina dal mio balcone, che ho distrutto
frutto, la pianta, ma ce l'ho fatta, tagliata a listarelle sottili per dare un tocco di verde al nostro impasto. Infine la pancetta, che nel frattempo si è raffreddata. È importante che la pancetta si raffreddi un pochino, perché altrimenti aggiungendola al composto di uova, se non siamo veloci a mescolare, rischiamo che le uova inizino la propria cottura. Aggiustiamo di sale, non troppo perché c'è già la pancetta che è salata, e di pepe. Ultima mescolata. Per poter concludere utilizziamo uno stampo di silicone appositamente per i muffin. All'interno di ogni buchetto mettiamo già il pirottino di carta. In mancanza dello stampo di silicone sostituiamo con gli stampini di alluminio. Stesso procedimento, dentro ad ogni stampino aggiungiamo già il pirottino. Andiamo a riempire i pirottini con il nostro impasto. Importante è non riempire fino al bordo, perché poi crescendo i muffin rischierebbero di uscire fuori dal pirottino. Riempiamo per circa 3/4. Siamo pronti per infornare. Dopo una ventina di minuti circa possiamo togliere i nostri muffin dal forno. Eccoli qui, pronti, belli e dorati. Andiamo ad impiattare. Con dei pirottini belli colorati possiamo rendere più allegro il nostro piatto. I muffin sono pronti, mancano solo gli amici per l'aperitivo. Per seguire Mary in Cucina cercami su Facebook, su Mary in Cucina o mandami una mail a maryincucina@gmail.com. E per non perdere le prossime novità e le prossime ricette, ricordati di iscriverti a Via Vai TV Online. Come... No. Aspetta che così... Dopo le metti tu queste qua tipo Candy Camera, quelle robe lì.